La speranza davvero è l'ultima a morire. Per quanto riguarda l'Acragas, il proverbio ci sta proprio tutto, perché la speranza ad Agrigento per la sorte dei colori bianco-azzurri non è affatto finita e chissà che non si ripeta quanto accaduto lo scorso anno con l'iscrizione della squadra all'ultimo momento, grazie anche alla provocazione dei tifosi che avviarono una colletta. Si dirà che adesso è tutto diverso, nel senso che il tempo stringe con l'attuale dirigenza che dice di non volerne sapere più. Più o meno Silvio Alessi lo diceva anche lo scorso anno, poi, bontà sua, fece il regalo tanto atteso iscrivendo la squadra. Adesso però di giorni ne mancano 3. Il 13 luglio infatti scade il termine per iscrivere la squadra in Serie D ed evitare la scomparsa del calcio in città. C'è da dire che la storia dell'Acragas non è mai stata così penosa e mortificante, frutto anche dell'apatia imprenditoriale che regna sovrana dalle parti di Agrigento.